Pensiero del giorno. Giovedì 13 febbraio. Rispettare la terra. Dio non ha creato solo noi, ma anche l'universo che ci circonda. Dobbiamo pensare che viviamo di tutto ciò che è fuori di noi, nella natura. Se respiriamo, respiriamo l'aria che ci circonda. Se mangiamo, mangiamo ciò che è fuori di noi. Se tocchiamo, tocchiamo ciò che ci circonda, cioè tutte le cose create. Ecco perché proviamo questo amore profondo per la natura, che è così bella. Ci aiuterà a capire meglio la nostra fede. Poiché siamo figli di Dio, creati da Dio, che ha creato anche l'universo, non possiamo fare del male a un albero o al mare. Ci sentiamo, in un certo senso, come San Francesco, fratelli e sorelle di tutti. Per San Francesco, il cantico delle creature non era sentimentale o poetico, era una realtà teologica. Egli si sentiva veramente fratello di tutte le creature. Chiara Lubick, Come un arcobaleno, Città Nuova Editrice. Parola di vita, febbraio 2025. Vagliate ogni cosa, tenete ciò che è buono. Dalla prima lettera dei Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 21.